Amici di Guarda che Stella, 37esima puntata dedicata ai motori. Iniziare con un passato che non si vuol dimenticare, un passato che dice che l'Italia dopo la guerra ha ripreso con le 2 e con le 4 ruote. Ma andiamo a sentire dalla voce dei protagonisti e da chi in particolare ha organizzato l'evento il perché di questa manifestazione. Romba il motore, dice che la gente ha partecipato, ma soprattutto mi consenta di sottolineare un passato che non si cancellerà mai. Esattamente, no? E con questa esposizione vogliamo far vedere ai giovani e anche ai meno giovani quella che è stata l'evoluzione della meccanica nell'arco di questi 50 anni, no? Così potete vedere voi stessi tutti i modelli, tutto quello che è stato, abbiamo dei modelli speciali, per esempio Rumi Gobetto seconda serie, una replica naturalmente perché ci sono stati fatte solo 5 in tutta l'Italia, no? Poi abbiamo visto anche qualcosa di particolare, pezzi originali. Certo. Abbiamo una Pontiac del 1929, una Ford del 1923, sono dei pezzi molto rari che vengono dall'America perché qua non c'erano, e abbiamo varie qualità di macchine e di moto. La gente può veramente vedere un po' di tutto qua, no? Soprattutto scoprire cos'era l'Italia subito dopo la guerra, anche pre-guerra, ma in particolare subito dopo la guerra. Anche dopo la guerra, perché noi con questa cosa vogliamo vedere l'evoluzione dell'Italia su 2 ruote, quella che è stata il movimento di subito dopo la guerra, che la gente ha cominciato a girare, a espandersi, a lavorare altrove, eccetera, eccetera. Con queste cose noi vogliamo far vedere quelle che sono state questi modelli che hanno veramente fatto l'Italia, diciamo così. Comunque gli amici dello Stella sempre presenti. Certamente, noi siamo molto appassionati, al posto del sangue abbiamo della benzina. Benzina quella super o... Quella super naturalmente, il massimo, al 100 ottani, anche di più. Sì, certo, no? Che non è slovena ma è quella italiana. Non importa. Anzi, che non è quella jugoslava. Ecco, va bene, no? E ecco, così siamo molto contenti, la giornata è bella e speriamo che continui tutto il tempo. E quello che conta è che la gente ha risposto. Certamente. Eravamo un po' in pensiero all'inizio, poi mano a mano ci siamo rassicurati e veramente sono molto felice. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento abbiamo la prima domenica di settembre un motoraduno a Teor, ma quello che stiamo lavorando intensamente è per fare nell'ambito della Fiera dei Santi, facciamo il 4º mercatino di pezzi di ricambio, di moto e di macchine dell'usato. Abbiamo un capannone, anche se il tempo non è favorevole, abbiamo un capannone per cui penso che funzionerà. E musica per le sue orecchie. Certamente, sì. Bene, complimenti e grazie ancora per l'invito. Grazie a voi, arrivederla. Roberto, possiamo dire grande giornata ancora una volta, quando si organizzano le cose i risultati si vedono. Naturalmente il tempo ci ha aiutato e tutto lo staff del club si è dato da fare, abbiamo fatto parecchio lavoro, se non altro di trasporto, logistico, e basta, adesso aspettiamo la gente e facciamo festa. Senti, si parte dal e si arriva al? Si parte dal, non so, un 48-50 fino ai tempi moderni. Ecco, abbiamo sentito anche il Presidente prima anche dei pezzi originali, cioè dei prototipi che si possono visitare dal vivo. Ma sì, senz'altro, qui c'è la passione per i motori, c'è la passione per il restauro delle moto, c'è chiunque ha passione per queste cose conosce e venendo qui vede cose che sicuramente le piacciono, insomma. Poi possiamo dire marchi storici della case motoristiche italiane che hanno segnato un'epoca nello sport ma anche nella vita quotidiana. Ma senz'altro abbiamo cercato di raggiungere tutte le case costruttrici, c'è una rappresentanza abbastanza ampia per quanto riguarda le moto, senz'altro. Le vetture sono un po' così di intrattenimento e c'è da guardare, da divertirsi, insomma. Soprattutto qua si impara a guidare.
Oddio, non qua magari, ma comunque insomma, si impara qualcosa. c'è sempre da imparare. Certo, complimenti. Il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento, questa manifestazione verrà ripetuta il prossimo anno, sempre Rivignano Motor Expo, sarà la 5ª edizione. Si va avanti, si cerca di far sempre meglio. Quest'anno non ci hanno aiutato il tuning, che era una parte importante di questa manifestazione. Speriamo nel prossimo anno, insomma. Complimenti. Grazie. Rivignano ha risposto ancora una volta. Ma cosa vuoi? Rivignano è un paesino vivo, no? Anche nonostante i nostri 4.500 abitanti, ma comunque sempre vivo anche nelle manifestazioni. Ti dico, l'associazione è viva anche lei e quindi il tempo ci ha aiutato, quindi va bene, insomma, il comune gli sta vicino a tutte le associazioni, come tu ben sai, e quindi no, benvengano queste manifestazioni sia il sabato che la domenica. Mi permetta di sottolineare, visti i tempi. Ma aiuta, no? Aiuta anche l'economia, io direi, no? Anche i bar, i ristoranti, sai, trovano in Rivignano un qualcosa di più che negli altri paesi magari non hanno. E soprattutto riscoprire un passato che per fortuna non si vuole cancellare. Bravissimo, infatti come puoi vedere le moto d'epoca, le macchine d'epoca, comunque vedo molti appassionati. Beh, ha detto Fevele Bega, Fevelato Bega. Grazie a tutti. Bene, complimenti. Grazie. E alla prossima. Grazie mille, ciao a tutti. Sagre da Bisate ad Aris di Rivignano continua anche la prossima settimana, ma andrà avanti fino a fine mese. Presidente, grande successo, ma soprattutto quest'anno una particolarità. Ci vuol spiegare di che cosa si tratta? Beh, quest'anno siamo orgogliosi di aver vinto anche come primo premio per Sagre Virtuose, un premio che ci hanno dato Legambiente. Ecco, perché ve l'ha dato Legambiente? Perché questa sagra ha partecipato al concorso appunto Sagre Virtuose e con le azioni che abbiamo fatto abbiamo avuto dei punteggi e quindi abbiamo vinto questo premio. Perché qui si rispetta l'ambiente. Rispettiamo l'ambiente, infatti usiamo piatti in ceramica, tutto materiale biodegradabile, quindi tutti i piatti sono di ceramica. E poi soprattutto, diciamo così, avete quel virtuosismo, mi permetto di usare questo termine, che dà la particolarità a questa sagra, nel senso che rimane la tradizione però con un occhio al futuro. Sì, la gente ha apprezzato molto il discorso del piatto in ceramica. Ecco, volevamo spiegare il piatto in ceramica di che cosa si tratta, nel senso che non si mangia la ceramica ma si mangia la bisate, no? Si mangia e allora cos'è questa bisate? È l'anguilla che sappiamo, ma la particolarità dell'anguilla di Aris? Ma noi la facciamo nel nostro modo, nella nostra tradizione, da molti anni continuiamo a farla così, sia in umido che alla griglia. Diciamo che gli inglesi dicono tomorrow, Gio Bastiani dice io moro, qui invece non si muore, anzi mangia, se beve, basta vedere anche sottoscritto, insomma si diverte, no? Non mi tiro indietro. Bene, beato lei, io purtroppo devo tirarmi indietro perché sennò altrimenti qua si allarga, ma va di moda le larghe intese in Italia. Senta una cosa, l'ultima battuta, voglio chiederle questo, ci sono ancora 1 o 2 weekend a disposizione dei nostri telespettatori per venire ad Aris a visitare questa festa? Ci sono ancora 2 weekend, sabato e domenica, finiamo col lunedì che è il 29 di luglio. Ma soprattutto si mangia bene, trovate anche delle belle ragazze, va detto, non è che ci siamo solo noi, ma comunque ecco, c'è un tocco in più per venire, no? Esatto. Per assaggiare la bisate di Aris. E non solo, perché abbiamo altri piatti. La carne, abbiamo le carni, i calamari, pasta asciutta, tutto quello che si vuole, parcheggio ce n'è quanto se ne vuole. Sì, dovremmo essere al completo. Acqua, vino, stuzzicadenti, c'è tutto. Dunque Aris, ricordate, ancora 2 weekend, sabato e la domenica, poi il lunedì 29 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Complimenti e non resta che dire buon appetito. Grazie. Bene, grazie a loro, no? Sì. Massimo Tonizzo, quest'oggi abbiamo visto la manifestazione dedicata alle api e alle vespe. La cosa importante, non hanno punto, però hanno punto nel segno.
Ma diciamo che siamo stati stamattina sorpresi in senso positivo, in quanto è la prima volta che facciamo questa manifestazione. Il senso di questa manifestazione, insieme a diverse altre, non c'è da dimenticare che in questo momento abbiamo circa 25 pittori che si stanno dilettando a dipingere dei bellissimi quadri sulle sponde del fiume Stella. Tutte queste manifestazioni, quindi il Vespa Raduno, il Piaggio Raduno, i pittori e quant'altro, non sono altro che delle piccole azioni che la Proloco di Aris vuole fare per cercare di intercettare il più ampio numero possibile di visitatori in questo posto. Insomma, le immagini parlano da sole, il posto è bellissimo, qui si sta bene, siamo al fresco di alberi, non possiamo chiamarli centenari, ma comunque alberi di una certa dimensione. C'è il fiume autoctoni, c'è il fiume Stella, come dicevi prima tu con il presidente, si mangia bene, c'è un buon bicchiere di vino, la location si presta, l'occhio si accontenta anche con le belle ragazze, voglio dire, perché non venire ad Aris? E poi mi permetto, oltre alla Bisate c'è anche l'acquario di Aris, un vanto molto importante. Sì, questo è un po' il fiore all'occhiello, no, del nostro paese, l'acquario dell'Istituto della Pesca che appunto tra l'altro è aperto anche con orari accessibili sia sabato che domenica, quindi l'Istituto della Pesca ha fatto anche questo sforzo per tenerlo aperto durante questi periodi, e quindi voglio dire, uno che viene qui a visitare la nostra festa può anche unire insieme al ludico anche un qualcosa di culturale, che può essere appunto la visita dell'acquario piuttosto che un giro nel parco di Villa Ottelio e quant'altro. Bene, grazie all'assessore Massimo Tonizza. Poi comunque questo premio è ancora un ulteriore tassello per dire che qui si fa veramente le cose fatte bene. Ma diciamo che la Proloco di Aris ha una spada conficcata su un fianco, che sono io, che sono l'assessore all'ambiente del comune di Rivignano, e quindi sono da anni che tartasso un po' il nostro amico Sandro su queste iniziative. C'è da dire una cosa, come si fa a non rispettare un ambiente così bello? E quindi il fatto che siamo Sagra Virtuosa penso che sia la diretta conseguenza del rispetto non solo dell'ambiente, ma del lavoro che veramente centinaia di persone negli anni hanno lavorato, hanno sudato veramente 7 camicie ciascuno per realizzare questo parco, per realizzare questo ambiente. Quindi oggi noi, tra virgolette, raccogliamo il frutto di altre persone, anche magari qualcuno dei nostri concittadini che è morto. Questo è, se vogliamo, anche un senso di rispetto nel chi ha voluto investire in questo posto, in questo ambiente, e noi non facciamo altro che far capire alla gente che si può fare festa anche essendo virtuosi. Quindi non è vero che fare la raccolta differenziata o utilizzare materiale biodegradabile, o soprattutto una cosa importantissima che va detta, l'acquisto di quello che noi vendiamo è quasi a chilometro zero. Abbiamo cercato sempre di fare gli acquisti nelle aziende qua vicine. L'economia che noi creiamo attraverso questa festa serve a motore, a volano di economia per tutte le attività che ci circondano. Quindi voglio dire, più virtuosi di così. Più virtuosi di così. Grazie all'assessore Tonizzo, grazie anche al presidente per l'ospitalità. La puntata 37 di Guarda che Stella va a ponente, non resta che dire a tutti voi, ringraziarvi per l'ascolto e, come si dice in questi casi, alla prossima.